Urla e poi la sassaiola contro il convoglio. Risultato, il treno bloccato per quasi un'ora alla stazione di Montebelluna. In mezzo ai binari, attorno alle 23:30, sostava un 32enne nordafricano già noto alle forze dell'ordine, completamente ubriaco, senza mascherina e in compagnia di una 43enne del posto, alterato ugualmente. Il treno era quello diretto a Feltre, dove l'uomo evidentemente doveva tornare, anche se i fumi dell'alcol lo avevano completamente annebbiato. Non è ancora chiaro il motivo del gesto, forse l'impossibilità di salire perché senza mascherina è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso già rotto. Di fatto il lancio di sassi ha danneggiato il parabrezza del mezzo, gettando nel panico chi stava sul treno e ritardando la partenza, come era successo solo una settimana fa in circostanze analoghe, ma con protagonisti diversi a Castelfranco. L'allarme ai carabinieri immediato, l'intervento dei militari, ma il 32enne in mezzo ai binari li ha minacciati cercando di sottrarsi all'arresto. Alla fine è stato bloccato e oltre alla raffica di denunce per le minacce, la resistenza e l'interruzione di pubblico servizio, è scattata anche la sanzione per non aver utilizzato la mascherina.